Sotto il cielo rosso-azzurro. Sotto il cielo rosso-azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso-azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso-azzurro. Quello rosso-azzurro. Una squadra. Il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Su Bella Radio TV. Ben ritrovati, eccoci qua, nuova puntata di Sotto il cielo rosso-azzurro. Un'altra vittoria portata a casa anche questa settimana. Ieri il Catania ha fatto vedere nuovamente quella che è la sua forza in campo e noi siamo felici di parlarne nuovamente insieme. Quindi diamo il benvenuto e il ben ritrovati a Piero Borzi, Ferdinando Toro, mister Di Cento. Buon pomeriggio. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Buonasera e buon pomeriggio a tutti. Buonasera al popolo rosso-azzurro. E allora l'avevamo detto, no? Che erano importantissime queste due partite. Il Catania l'ha vinta anche questa, anche se di misura, con l'episodio, il rigore, ma non ha importanza. Erano due partite importantissime da vincere. L'ha fatto contro il Benevento e voglio dire, adesso ci troviamo lì. Ieri la Salernitana poi alla fine ha vinto, si ritrova sempre prima in classifica, ma stavolta soltanto una lunghezza di distanza. Rosario, ieri sei stato allo stadio, come hai vissuto questa giornata? Ma prima di parlare della partita volevo parlare della tifoseria, del pubblico del Massimino. Bellissimo, una coreografia stupenda, i ragazzi eccezionali, hanno sollecitato la squadra dall'inizio fino alla fine con un girocampo d'applausi da rizzare un po' veramente la pelle. Una cosa stupenda, cose che da un sacco di tempo non si vedevano a Catania, e credo che manchi questo, come si posso dire, questo cambio di categoria a questa tifoseria, a quelli che siamo tutti noi tifosi del Catania Calcio. Quello sicuramente, anche chi è proprio tifosi, veramente ne abbiamo tanti, no? Forse il problema reale del Catania è questo stadio, che fondamentalmente è piccolo, e poi con l'entusiasmo che c'è adesso io penso che si può anche riempire ogni settimana. Cioè, da paura ieri, vero Piero? Poi anche, scusami, dico, ieri si vedeva che c'era più confusione del solito, perché ai perfettaggi e per entrare era veramente un macello, era assurdo. Piero? Ma guardi, il pubblico di Catania non lo stiamo conoscendo ora, e il pubblico di Catania è sempre il 12° uomo, come diceva prima il mister. Per 100 minuti hanno esaltato la squadra, con i calciatori che hanno fatto il proprio lavoro in una maniera eccellente. Ieri c'è stato un clima di festa, perché anche i tifosi del Benevento sono stati accolti in una maniera splendida, e quindi è stata una giornata di festa coronata alla fine dalla vittoria. Dico, la partita, la vittoria di 1-0 ti va bene lo stesso? Ma guarda, come dicevamo settimana scorsa con il mister, contano i 3 punti. Il gioco in Lega Pro a volte lascia il tempo che corre, però ieri il Catania ha giocato una partita assolutissimamente, una classica partita di C. Non potevi vedere un gioco di quello spettacolare, ma mister Toscano per l'ennesima volta è stato capace a chiudere la partita, non prendere il gol è già un fattore positivo, e vincere 2 partite di fila di questa importanza con le 2 squadre che si stanno giocando il campionato con te è tanta roba, perché a volte una la puoi pareggiare, si possono anche perdere. Quindi quest'anno il Catania sta andando un po' sul velluto. E questo è importante, perché ora comunque affrontiamo venerdì la Casertana, che comunque non è da sottovalutare, ma non da sottovalutare nel senso come organico, ma non è da sottovalutare la partita che dovrà affrontare il Catania, perché anche quella partita va affrontata in un certo modo e si deve fare di tutto per portare 3 punti a casa, perché se no lo sforzo fatto in queste 4 partite diventa... Si vanifica tutto, no? Sì, Ferdinando, però fermo restando che il Catania, come già abbiamo parlato altre volte, non deve preoccuparsi
delle squadre avversarie, ma preoccuparsi del proprio approccio alla gara. Ecco, noi facciamo sempre punto di riferimento alla partita di Cosenza, perché quella è stata un'umiliazione per loro stessi, per i calciatori, perché hanno subito realmente, per l'approccio alla gara, ribadisco, per problemi interni, non sappiamo quali sono, ma sono state superate. Pertanto deve preoccuparsi per se stesso, non per le squadre avversarie, perché se scende in campo con la determinazione che ha messo ieri, pur come dice Piero, non disputando una grossa partita, una grossa gara, ma un episodio di far vincere la partita, quel punto là va benissimo. Sì, abbiamo recuperato 3 punti, andiamo avanti, pensiamo alla prossima. Nel percorso del campionato di queste partite credo che ce ne saranno anche altre, dico, non è che alla fine bisogna scandalizzarsi. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che nel momento in cui Auteri fa un cambio, anche se forzato, mette un uomo in difesa, alza un po' più la difesa, ci schiacciano un po' dietro, anche se non abbiamo rischiato tantissimo, perché lo sappiamo, abbiamo una difesa che comunque è la meno battuta di questo campionato. D'Europa, come gol in casa. Voglio dire, siamo veramente in classifica per quanto riguarda la difesa, siamo a posto. Però dico, quella sofferenza in una partita così importante. Ferdinando, hai ragione, scusami, però è anche vero che di fronte non incontrava un Pinco Pallino, incontrava Gaetano Auteri con una grossa esperienza in questa categoria, che sa ovviamente come mettere la squadra e come creare problemi alla squadra avversaria, perché spesso e volentieri in campo c'era un 4-2-4, nel possesso palla del Benevento, i 4 difensori, 2 centrocampisti e 4 punti visti in campo, si vedeva chiarissimo. Avevano una punta a sinistra, una punta a destra e 2 centrali. Quindi il Donnarumma e Casasola erano bloccati là, non si potevano muovere. Questa partita la poteva sbloccare un guizzo di Cicerello, un guizzo di Forte, che se io ribadisco per Forte ogni domenica è da applaudirlo veramente, perché la corre per 4, corre per 5 e fa un pressing asfissiante, e non so come fa ad arrivare sotto porta ancora un po' lucido, sinceramente. Sicuramente è in splendida forma. Comunque l'altra volta dicevo a Peppe Anzalone, mentre eravamo a cena, lui mi ha detto: come la vedi la partita? Io gli ho detto: secondo me chi la sblocca la vince. E dico, non mi sono sbagliato, perché alla fine le 2 difese, si sa, sono le 2 difese più forti del campionato. Alla fine il Catania ha dimostrato magari qualcosa in più in attacco, anche se poi alla fine appunto il gol arriva da un episodio. Però dico, va bene lo stesso, io mi prendo benissimo i 3 punti, e poi, come diceva mister Rosario De Cento, non abbiamo incontrato Pinco Pallino, e poi abbiamo visto la differenza che c'è fra il Benevento e la Salernitana, e nell'arco di 7 giorni abbiamo capito che secondo me, giusto, questo è il mio pensiero, il Benevento è molto più attrezzato rispetto alla Salernitana. Quello visto ieri sì, hai pienamente ragione, però attenzione, in vista della classifica c'è la Salernitana, è messa lì, e anch'io speravo ieri che magari pareggiasse la situazione in qualche maniera, però ha vinto le partite. Dicevo poco fa un amico, dico, certe volte bisogna andare allo stadio secondo tempo, che il primo tempo è fatto solo di faseggi, e bravo, di faseggi, e poi il secondo tempo si apre un po' la partita. Tu poco fa hai detto una cosa che io non sono d'accordo, e qual è? Il Catania ha rischiato poco, il Catania ha rischiato tanto. Io ho visto questo 4-2-4 spesso e volentieri. No, io ho detto abbiamo rischiato tanto. Ah no, io ho capito allora al contrario, io ho capito, abbiamo rischiato. Abbiamo sofferto per lunga parte della partita, secondo me abbiamo sofferto. Abbiamo rischiato poco, diciamo, per quanto riguarda che non ci sono state azioni da rete diciamo eclatanti, no? Vabbè, no, perché anche se qualche castagna dal fuoco l'hanno tolta. Donnarumma che la palla dentro era. Sì, là. Quindi questo deriva dal fatto, perché io ho visto la partita e per come eravamo messi in campo noi ad esempio dalla tribuna, si vedeva un 4-4 a 3 quarti campo rischiosissimo, perché questi partivano nello spazio quando avevano palla libera alla difesa avversaria, quindi meno male, capacità, bravura, andavano a tamponare subito Di Gennaro, Gerardi e compagnia bella, a bloccare subito l'azione offensiva. Quello che mi è piaciuto è che ieri comunque, al di là di tutto, sono rimasti compatti. Io dico, abbiamo rischiato, non abbiamo rischiato tanto sul discorso che comunque non ci siamo ritrovati in situazioni dove magari i giocatori del Benevento si trovavano a tu per tu con il portiere
nel senso che alla fine la difesa era sempre lì. Poi attenzione, la palla può anche arrivare una deviazione e entra in porta, attenzione, cioè non è che, però dico, è rimasta compatta la squadra. Sì, sulla compattezza della squadra sì, però non sono d'accordo che tu mi dici abbiamo rischiato poco, ragazzi. No, io dico che in qualche maniera di fronte avevamo 4 giocatori di una certa importanza per l'avversario, ovviamente del Benevento, e poi come già ti ho detto 2 minuti fa, Gaetano Otero nell'ultimo arrivato ha capito come far sì che la squadra del Catania andasse in difficoltà con 4 attaccanti, e quindi ribadisco, a palla libera loro, il Catania è schierato da 3 quarti campo. C'è stato un paio di volte che Di Gennaro, Erardi e mi ricordo l'altro, si è andato a tamponarli, ma 1 contro 1. Sì, sì. È a rischio, ragazzi, a rischio. Ma probabilmente, come ha detto, ho letto l'intervista di Toscano, è stato lui a volere una difesa un po' più alta per evitare le ripartenze loro in qualche maniera. Questo Sì, l'ho letto sul giornale. Con le ripartenze potevano anche farci male. Sì, questa è fatta di è una partita diversa dalle solite, no? Perché le solite il Catania si schiera nel limite dell'area e non passa nessuno. Invece ieri erano quasi a 3 quarti campo e dico una palla lunga, perché questi erano pronti a fare, chiamiamola la mezzaluna, ripartire negli spazi per evitare il fuorigioco. Ma dico fortunatamente no, ma la bravura dei difensori ha fatto sì che questo non accadesse. E dico, è andata bene, ma non che è andata bene oggi. Vediamo cosa ne pensa Piero e poi mandiamo la pubblicità. Se Piero è sintetico, No, sì, vai, altrimenti vai, ne vai, parliamo manda dopo. la pubblicità. Andiamo allora in pubblicità, poi diamo parola anche a Piero. Torniamo tra pochissimo. Io volevo ricordare a chiunque vuole che può mettersi in contatto con noi non solo tramite TikTok, ma se volete anche voi esprimere il vostro pensiero per quanto riguarda, visto che comunque oggi si sta andando un po' ad analizzare la partita del Catania contro il Benevento, se volete anche voi esprimere il vostro pensiero potete tranquillamente farlo tramite il nostro numero WhatsApp, ovvero il 388 8292 885. In questo modo vi mettete in contatto con noi. A tal proposito voglio salutare Peppe Anzalone che insomma lo abbiamo avuto con noi settimana scorsa. Abbiamo un po' commentato, è bellissimo il commento che lui mette oggi: buonasera, complimenti per la vittoria, un abbraccio da Benevento a tutta Catania. Quando si ha proprio lo sport viene visto nel modo giusto. Peppe, noi mandiamo un bacione, perlomeno lo faccio io, e complimenti anche a voi perché anche il Benevento è stato fantastico. Ritorno la linea a Piero perché prima, poverino, è stato l'unico che non si è espresso più di tanto. Su cosa? Piero, no, dico il tuo commento sulla partita, magari. Vabbè, ha già detto tutto in mister. No, se il Catania ha rischiato o non ha rischiato, un punto di vista magari in qualche maniera. Sono d'accordo con il vostro pensiero. Un pensiero molto sintetico, Piero. Dritto e conciso, ecco, diciamo così. E allora, Mary, magari se andiamo a leggere i risultati dell'ultima giornata di campionato. Ok, andiamo un attimino a dare quelli che sono stati i risultati dell'11ª giornata. Allora, Salernitana Casertana 2-1. Ve la siete vista ieri sera la partita? No, io purtroppo non l'ho vista. Ecco, l'ho seguita così un po' con i lumini accesi, ma non hanno funzionato. Niente, col vento si è smorzata la candela. Ok, poi abbiamo Monopoli Giuliano 3-1, Sorrento Latina 2-2, Catania Benevento 1-0, Cosenza Potenza 3-0. Trapani Audace Cerignola 2-1, Siracusa, la Siracusa, ragazzi, facciamo un applauso al Siracusa, vi prego, che finalmente complimenti, la seconda vittoria in questo campionato, dai. Ecco, quindi Siracusa Casarano 4-1, Atalanta Picerno 6-2, Cavese Crotone 1-0, Foggia Altamura 0-1. Questi sono i risultati, facciamo i complimenti anche al Siracusa che finalmente, insomma, tranquillo, c'è stai. Allora, non lo so, vogliamo anche leggere la classifica? Assolutamente d'accordo, anche perché la classifica ci piace di più. Abbiamo Salernitana 25 punti, Catania 24, Benevento 22, Cosenza 19, Casarano 19, Monopoli 18. Scusatemi, ho sbagliato, Casarano 18, Crotone 17 insieme alla Casertana, Atalanta Altamura 14 punti, segue il Potenza Latina 13 punti, Sorrento 12, Trapani e Cavese 11 punti, Cerignola 10 punti insieme al Foggia
Giuliano 9 punti con Picerno e infine Siracusa che arriva a 6 punti. E allora, da classifica che voglio dire, si spacca a metà quasi. Si va a delineare, Ferdinando, si va a delineare quelli che sono i valori del campionato di Serie C. Dico che comunque ora prendi la Casertana prossima settimana, questa settimana la nostra avversaria, 17 punti, dico metà classifica, sta facendo il suo campionato, ma non la devi considerare così. Non la devo considerare. Che quando il Catania va a Caserta e Catania va a Caserta è una partita a parte, perché Catania fortunatamente si porta alle spalle una società di Serie A e il campionato di Serie A per tanti anni, quindi non si sta spostando a Siracusa, con tutto rispetto. Non si aspetteranno lì squadre agguerrite, pronte a fare bella figura nei riguardi del Catania Calcio, ma, e dico sempre ma, noi siamo il Catania Calcio, ma non per la scritta Catania Calcio, per i calciatori che debbono pensare solo a giocare a calcio e fare i calciatori professionisti e non preoccuparsi di nulla. Ecco perché noi ci si aspetta una vittoria, non ha importanza se giocata bene, giocata male, immaginati se oggi in questo momento possa servire a giocare bene, ma la continuità dei risultati, quello che in qualche maniera ci ha bloccato per quelle 4 partite. Ovviamente. Vabbè, quella, voglio dire, con Piero ne abbiamo parlato, no? Piero, puoi dirlo anche tu, quella volta che comunque ci sono stati quei risultati, si capiva che comunque c'era qualcosa che non andava, no? Ma guarda, secondo me Toscano ha trovato la cerchia, no? Ad oggi ha un 11 titolare, quello che magari non aveva lo scorso anno, e poi sta facendo ruotare i ragazzi nella seconda metà della partita, perché come dice il mister le partite ormai sono 2 partite in una, quindi ha trovato la sua quadratura con dei giocatori inamovibili, perché Celli, Di Gennaro, Ierardi sono inamovibili, Casasola, Donnarumma, cioè è una formazione scolastica, perché ormai si sa, però è quella che ti sta portando i risultati. Piero, ti volevo fare una domanda appunto riguardante questo discorso qua. Tu hai fatto caso che comunque Toscano le sostituzioni li fa proprio dalla cintola in su, no? La difesa e i 2 esterni rimangono uguali, cambiano soltanto i 2 centrocampisti e tutto il reparto d'attacco. Come mai secondo te? Ma scusa, non ti seguivo. No, dico, alla fine, se tu hai visto, il Toscano alla fine sempre sostituisce i giocatori dalla cintola in su, no? I 2 centrocampisti e il reparto offensivo, cioè quelli che giocano comunque avanti. Dietro non fa mai sostituzioni. I 2 esterni rimangono sempre uguali. Da là rimane tutto proprio chiuso. Non cambia mai. Ma perché adesso ti stanno dando le garanzie? Ierardi si propone, Di Gennaro blocca gli avversari anche ieri con Savemini, poi con il subentrato Tumminiello non ha fatto toccare palla. La settimana scorsa l'ha fatto con Inglese. Attaccano alti gli attaccanti nella loro, a volte quando scendono, quindi dalla cintola, perché il gioco suo è dispendioso, quindi devi fare rifiatare. Appunto per questo, no? Cioè, io non ho capito se non abbiamo ricambi in quelle zone del campo o lui si fida solo di quelle persone. Ma no, non penso, mister, no, stanno dando garanzie. Assolutamente no, guarda, la mia idea è quella là, che lui chiede agli attaccanti un lavoro asfissiante sui portatori di palla, che già abbiamo parlato di Forte, piuttosto in meno Cicerelle, perché non è portato, ragazzi, giratelo come vuoi, Cicerelle non è portato a rincorrere l'avversario. Lunetta è uno che si spreca tanto, si ammazza per la squadra, lo trova avanti, lo trova indietro. C'è stata una ripartenza ieri, ha sbagliato un pallone, anche Forte lo fa, ma Forte lo fa perché lo deve fare. Ma Lunetta ieri è stato un passaggio nella sua metà campo, nella sua 3/4 campo proprio, ha sbagliato un passaggio, è andato a ripigliare la palla e è ripartito nello spazio vuoto. Quindi là davanti De Tacchio è la stessa condizione. De Tacchio è uno che attacca tutti i portatori di palla, mentre la difesa in qualche maniera la tiene bloccata, e quindi a prescindere dalla certezza che gli dà Ierardi, Di Gennaro e Celli, poi c'è anche il discorso che lavorano un po' meno degli altri sotto questa forma mentre che loro, i 3 attaccanti e i 2 centrocampisti, gli fa fare un mazzo così, ragazzi. Infatti ed è stressante ed è pesante. Ieri con quel caldo in qualche maniera, almeno al primo tempo era asfissiante il caldo,
Io pensavo lì per lì, dico, ma questi fin quando possono resistere a queste condizioni? E grazie alle 5 sostituzioni lui sistema sempre la squadra, perché ieri una di quelle partite in cui si può fare gol per un'occasione, ecco, un calcio di rigore, una punizione, perché realmente parliamo chiaro, il Catania che abbia creato grande occasione, ragazzi, non credo proprio di no. Vabbè, ha sfruttato la situazione, ha fatto gol e la partita si è chiusa. Erano situazioni complicate ieri, perché comunque si affrontavano due squadre che nessuna delle due voleva perdere, attenzione a 1000, perché la posta in palio era altissima, parliamoci chiaro. È naturale che stiamo discutendo proprio delle famose 3 squadre già staccate che andranno a fare un campionato a parte. Scivolerà il piede qualche volta al Catania, come alla Salernitana, come al Benevento, ma non ci aspettiamo, almeno io mi auguro, e anche i tifosi del Catania, che il Catania non faccia queste altre 3-4 partite, diciamo un po' in ombra. Non so se andate storte o l'approccio sbagliato o problemi interni, non riesco a capirlo. È proprio questo che mi preoccupa, no? Avere la convinzione di essere forte perché hai battuto i due scontri diretti a vertici della classifica, vai a incontrare una squadra a metà classifica, pensi di avere quella convinzione di essere forte, arrivi là, non rimani umile e poi prendere la batosta. Questa è la mia paura, no? Proprio il discorso come la preparerà a livello mentale quella partita, perché quella si deve considerare come una partita che stai affrontando una diretta concorrente per vincere il campionato. Casertana, mi parli, sì. ma è naturale, ragazzi. Come atteggiamento intendo. Ma di fatti io poco fa ho detto, è l'approccio che ci si preoccupa, perché non credo più, secondo il mio parere abbiamo tutte questa forma di preoccupazione, obiettivamente, Piero. Anche tu hai questa forma di preoccupazione, vediamo come... Perché loro però devono essere anche consapevoli, caro Ferdinando, che sono forti come squadra. Sono squadra completa in tutti i reparti e sono squadre che debbono dettare le regole del campo. Deve andare a imporre lì. Ma guarda, io lo sai, su questo ti dico, ad una specifica domanda fatta a Toscano, come sta preparando la partita col Benevento. Toscano ha ribadito come l'ho preparata col Siracusa, come l'ho preparato col Giuliano, quindi lui mentalmente i giocatori li preparano tutti alla stessa maniera. Poi che vai a affrontare il Siracusa, vai a affrontare il Benevento, un altro discorso, lui si adatta anche alle squadre avversarie. Non male che la Casertana venderà l'anima, no? Sono quelle squadre che possono essere, come si dice, quelle là che poi ti mette in difficoltà, però noi siamo in Catania, mister, quindi... No, scusami, io non ho capito questa storia, perché se incontri Siracusa la psicologia è diversa delle... No, diceva io le preparo tutte nello stesso modo. Non deve dire Toscano, ragazzi, il gioco del calcio è questo. Il gioco del calcio è, se io sono più capace e più bravo, devo dimostrarlo in quel rettangolo lì, non a chiacchiere o perché siamo il Catania o perché siamo il Milan, l'Inter. Devi dimostrare in campo che sei una squadra che il tuo campionato lo voglio vincere, devo lottare fino alla fine per vincerlo. In campo non ci vanno i nomi, in campo ci vanno giocatori che hanno la determinazione a far sì che il risultato venga portato in porto. In che maniera? Ma questo è il compito della società piuttosto che dell'allenatore, come già abbiamo parlato sempre qua. Tu devi fare il giocatore di calcio, tu non hai nessun altro compito se non giocare a calcio. Ma infatti questa società... L'approccio sbagliato io non lo concepisco. Se c'è un giocatore, Toscano su quello me ne sicuramente insegna, non a me ma a tutti, che se c'è un giocatore che sta allena male, come si dice, grilli per la testa, lo tira fuori, non manca. Ma infatti questa è una risposta che anche oggi ha dato la società su questo che dicevi tu, il rinnovo del contratto di Raimo, no? Fino al 2027, perché ha dato fiducia, perché vede l'impegno del ragazzo, quando lo chiama, anche quei 5 minuti suda la maglia, quindi la società premia queste discussioni, quindi i contratti li sta rinnovando, magari a chi merita di indossare questa casacca. Anche se oggi i contratti sono sempre relativi, ragazzi. Quando però dai fiducia, no? Vuole andare via, va via. I contratti sono forma di fiducia, sono stima verso il giocatore, sono farsi dire, ragazzi, io ti sto rinnovando un contratto, tu lavora per questa maglia, per questa società. Ieri alla fine della partita ho visto Agrella che si è alzato, era l'unico alzato dalla tribuna che applaudiva a Toscano, direttamente lui.
Sì, ma Quindi anch'io l'ho visto. Ma anche quando è uscito Guaini, se tu te ne sei accorto, si mette si è all'impiedi. alzato Perfetto. Quindi a dare un tributo. Questo è un atto di stima e di coraggio per questi giocatori della serie io società ci sono. Voi fate i giocatori e noi ci saremo sempre con voi. Mister, ti faccio una domanda così a pelo. Ma ieri poi, quando lui ha messo il centrocampo a 3, no? Perché con Corbari, Aloi e Di Tacchio, e poi è uscito Di Tacchio e è subentrato Jimenez. A questa squadra, a gennaio, non potrebbe arrivare un centrocampista dove con delle qualità... Ormai della situazione, dai. Neanche un play, cioè un'alternativa a Quaini, perché ieri ho visto, perché ieri ha adattato Jimenez in quel ruolo, perché poi è diventato un 5-3-2. È diventato un 5-3-2, ha messo 2 punti centrali per evitare che i loro 2 centrali mettessero palla lunga alle spalle della nostra difesa, che si è alzata un pochino di più, a differenza di altre partite in cui andava a difendere al limite d'aria. Attenzione, ma di fatto io poco fa ti ho detto, ma io mi sono un po' preoccupato quando questi avevano, prima di fare i cambi, a palla libera la nostra squadra si metteva a 3 quarti campo e quelli erano pronti a partire negli spazi. Fortunatamente l'ha cambiato quasi subito con i 2 punti centrali, è andato subito a non farli giocare, ha spostato il gioco sugli esterni. E io questo ti volevo dire, quindi a gennaio magari la squadra secondo me non ha bisogno di ritocchi, perché la squadra va bene per com'è, però un centrocampista, se ci sarà l'occasione, ripeto a dire, come ha fatto lo scorso anno l'Avellino, con l'occasione per dire se siamo là ce la giochiamo, quindi un centrocampista potrebbe fare al caso, perché a volte vedo Jimenez adattato. Ma Jimenez, come già ti ho detto ieri, è subentrato per tenere palla, però poi se tu analizzi tutti quelli che sono subentrati, attenzione, perché poi visto da fuori è molto chiaro, ognuno di loro voleva fare gol, ognuno di loro voleva risolvere la partita del 2-0, è quello che nessuno gli aveva chiesto, credo. Appunto. Gli aveva chiesto di tenere palla e di fargli girare palla, e invece assolutamente no. E Aloi voleva fare gol, e l'attaccante come si chiama? Ruffini voleva fare, cioè Jimenez voleva fare subito gol, è partito in contropiede e poi non ce l'ha fatta più. In quel caso meglio tenere palla e girare il gioco. Ma questo gli aveva chiesto, credo, Toscano. Sì, perché lui gli ha detto chiaro, mettiamoci a 3, quindi 5-3-2 e evitiamo di far cacciare palla lunga alle spalle dei difensori nostri e mettiamo palla sugli esterni. Già è diverso la situazione. Ma Caturano, quando abbiamo parlato qua, non è un giocatore che va a pressare, che è in possesso di palla, assolutissimamente. E quindi allora non sarebbe meglio farlo giocare prima magari e poi dopo, ma no, quando c'è da soffrire un po', perché solitamente il Catania magari negli ultimi minuti a volte soffre e magari metti qualcuno che ti dà una mano dietro. Ti devo rispondere di nuovo, dico io, c'è da fare una statua forte, ragazzi. Ma io vorrei due forti. Ecco, bravo, ma non è il caso di Caturano. Ma non ribadisco, Caturano in un gioco diverso, già ne abbiamo parlato, sarebbe l'eccellenza, perché ha fatto 20 gol al campionato, ma con un gioco nella metà campo avversaria. Ma quando tu mi fai i giochi nella tua metà campo, Caturano ha delle difficoltà, non è un velocista, non è uno che sprinta sempre, non è un lunetta della situazione. A lui bisogna dare la palla a me adesso. Diamo la palla appunto a me. Lancia a me. La lanciate a me perché vi devo stoppare, ragazzi. Prepariamo anche la telefonata, perché c'è qualcuno che vuole intervenire nei nostri microfoni, e quindi tra pochissimo ritorniamo insieme sotto il cielo rosso-azzurro. A tra poco! Siamo ritornati in diretta, come promesso abbiamo una telefonata, quindi ragazzi vi ritorno la linea dicendo tutti insieme: pronto? Allora, è caduto. È caduto, speriamo non si è fatto male e adesso si ripristina. Dico, noi ti sentiamo. Io riesco sempre a sentire male, non so perché. Vabbè. Dopo sistemiamo tutto. Vabbè. Vuoi che andiamo con le pagelle? Che ne dici? E vediamo se risponde di nuovo. Se risponde, credo amico. che dobbiamo comunicarlo che è caduta la linea, quindi non hanno la pracadabra da là, che non lo possono sapere. Facciamo le pagelle. Okay, facciamo le pagelle e poi nel frattempo vediamo se arriva la telefonata di cui parlavamo poc'anzi. Andiamo. Dini, voto 7,5. Eccellente nelle uscite, ancora 90 minuti senza prendere gol. Merito di tutta la difesa, ma lui ci mette sempre del suo per tenere ancora la porta inviolata. Di Gennaro, voto 7,5.
Rimane un autentico leader, sempre attento nelle chiusure, respingendo i pericoli al mittente. Gherardi, voto 7. Grande prestazione. Oggi è stato chiamato a fare gli straordinari e lui non si tira indietro. Nel finale esce percorrendo 50 metri palla al piede, mostrando di saper difendere e attaccare lo spazio. Selli, voto 7. Ormai è un punto fermo della linea difensiva. Mostra carattere, voglia di fare, ma soprattutto tanta determinazione. Di Tacchio, voto 8. È lui il vero condottiero, il vero capitano di questa squadra. Lotta e combatte come un solo guerriero sa fare. Quaini, voto 7,5. Oggi riesce a mantenersi calmo ed essere anche chirurgico in certe situazioni, mostrando a tutti grande maturità. Casasola, voto 8. Padrone della corsia destra, impeccabile nella fase difensiva e negli strappi, affrontando gli avversari senza risparmiarsi. Donnarumma, voto 7. Le sue partite sono sempre senza sbavature, dà sempre una mano dietro, non rinunciando a creare problemi alle squadre avversarie. Cicerelli, voto 8,5. Crea, con le sue incursioni, non pochi problemi alla difesa del Benevento. Procura il rigore, rimane freddo e mette la palla alle spalle di Vannucchi. Lunetta, voto 7,5. Mette in apprensione la difesa sannita, causandole varie munizioni, ma non riesce ad incidere, rimanendo pur sempre importante. Forte, voto 8. È un attaccante, è un centrocampista. Con il Benevento è stato avvistato anche in difesa. Insomma, uomo a tutto campo. Dimostra sempre voglia di fare e spirito di sacrificio. Toscano, voto 6,5. Attende le mosse di Auteri che con un solo cambio lo mette in difficoltà sostituendo Prisco per Mefic. Impiega 17 minuti per le contromisure, nonostante la sofferenza ciò che contano sono i 3 punti. I voti dei subentrati. Corbari 6,5. Rolfini 6. Aloi 6. Jimenez 6. Caturano 5,5. Abbiamo concluso con la quasi sufficienza. Allora, volete commentare o preferite prima andare in telefonata? No, andiamo in telefonata. Vai. Non so se l'hai ascoltato anche lui, salutiamo. Intanto Diamo il benvenuto al nostro amico Peppe Anzalone. Peppe, buonasera. Buonasera a tutti voi. Intanto come stai? Sei ritornato a casa? Sì, tutto bene. Volevo ringraziare tutti per l'accoglienza, per la familiarità che mi avete riservato. Ne sarò sempre grato e la ricorderò per sempre. Grazie mille. E grazie a te che sei venuto qui e grazie per la persona che sei soprattutto. Che siete belli. Mancano i cuoricini che salgono su, però è una bellissima cosa. Alla fine, Peppe, un discorso mio e tuo, il limone te lo sei preso tu. Sì, tranquillo. La storia del limone ce lo devono raccontare prima o poi. Ma è una cosa fra me e Peppe che poi ne abbiamo parlato in privato. Sembravamo sabato 2 limoni. 2 fidanzatini. Okay. Posso fare una domanda a Anzalone? Anzalone, buonasera, sono Decento. Buonasera. Una domanda così, se lei è andato via da Catania con la soddisfazione che il Benevento ha giocato bene, poi o le manca o ha un po' qualche rammarico che poteva andare meglio per voi? Con obiettività, con tranquillità. Allora, mister, io sono uno che ho detto sempre che Auteri è uno dei migliori a preparare le E partite. sono d'accordo con lei. Non sono tanto favorevole ad Auteri nella gestione, però è il mio punto di vista. Ribadisco, per me Auteri questa volta non solo l'ha preparata male, ma l'ha gestita ancora peggio, dando la possibilità... Scusi, il riferimento solo a questa partita? Sì, a questa partita. E le dico anche, io non sono un tecnico e quindi logicamente sono un appassionato di calcio. Il Catania, anzi Toscano, ha una difficoltà nell'impostare il gioco perché non ha un vero play, quindi gioca con 2 incontristi e poi dopodiché fa della sua forza l'aggressività e le fasce, diciamo, no? Va da sé che
il buon Oteri, come sempre, perché una squadra che ha il 65% del possesso palla, perché il Benevento ha tenuto il 65% del possesso palla, e nei primi 38 minuti è arrivato 9 volte sul fondo, che il massimo che ho guadagnato con i cross sono stati 2 angoli, vuol dire che devi cambiare quell'atteggiamento e devi giocare, essendo una squadra forte nel palleggio, in verticale, non più in orizzontale. Lui non lo fa e si ostina a fare un cambio secondo me stupido, ma sempre per come la vedo io la partita in quel momento, perché sappiamo bene un episodio può starci ambo le parti. È capitato l'episodio a Catania, passa in vantaggio e allora automaticamente tu devi modificare il sistema di gioco, non devi giocare più sulle fasce, ma devi passare a 4 dietro, mettendo il centrocampista di più e giocando come stavi giocando per quanto riguarda la profondità, ma in verticale, alzando un po' di più Maita, che era quello là che comunque tra le linee poteva e creava la superiorità numerica. Questo non l'ha fatto perché lui ha un credo che fino ad oggi ci ha portato, per la rosa che ha il Benevento, che fuori casa su 6 partite disputate ne abbiamo perse 3, 1 l'abbiamo pareggiato e 2 vinti. Numeri che dicono che il Benevento non può vincere il campionato se non cambia questo rollino di marcia fuori casa. Punto. Con la rosa che ha il Benevento io non sono una persona presuntuosa, anzi ne faccio dell'umiltà la mia forza, ma posso garantirle che qualsiasi altro allenatore forse fuori casa avrebbe raccolto di più. Peppe, ti volevo fare una domanda. Vista dal vivo il Catania, visto dal vivo, lasciamo perdere la cornice di pubblico, come squadra ti ha impressionato e pensi che può dire la sua fino alla fine, o diciamo voi avete caratteristiche diverse e potete dire la vostra rispetto al Catania? Piero, il campionato se lo giocheranno Catania, Salernitana e Benevento, tranne qualche sorpresa che io lo dico dall'inizio, io non ho mai sottovalutato Cosenza e Crotone. Però diciamo queste sono le 3 squadre, l'ho detto subito dopo la chiusura del calciomercato. Per me il Casarano arriverà, quando qualcuno correva dico arriverà dietro il Crotone e dietro il Cosenza, perché poi le rose hanno un valore e nel campo è vero che scendono i calciatori, ma sono calciatori che se riesce a mettere la collettività e quindi a creare il gruppo fanno la differenza contro determinate rose come il Casarano, che secondo me ha 13 calciatori disponibili. Poi il resto sono calciatori che non è che sono come il Benevento, come il Catania, come la Salernitana, che hanno calciatori che in qualsiasi altra squadra fossero titolari. Lì parliamo che hanno una rosa di 13 persone. Scusa, io sul Catania una cosa, mister, sì, scusi. Mi perdoni, sul Catania a me l'ho sempre detto, è una squadra che gioca molto sull'aggressività, è brava ad aspettare l'errore dell'avversario, anzi serve anche a tanta perseveranza su questo, e non a caso ha le corsie, e con un terminale come Forte, che io ho detto che è un attaccante completo, l'ho detto dal primo giorno che l'avete preso, perché anche a Catania sentì qualche mugugno, no? Quando presero Forte, dico guardate, Forte io l'ho visto a Benevento, è stato 1 anno e mezzo a Benevento ed è un calciatore che in questa categoria può fare la differenza perché è completo come attaccante. Ma infatti noi ne parlavamo bene in sede di mercato, magari qualche mugugno. Io no, volevo dirle, per quello che lui ha detto, per quello che lei ha detto, che nello spogliatoio del Benevento non c'è il mare calmo in qualche maniera, perché lei ha detto poco fa che il gruppo, la squadra, quindi posso capire o posso percepire che ci sono dei malumori in seno alla squadra, non alla società. C'era lo spogliatoio, ecco. No, nello spogliatoio, mister, non ci sono malumori, anzi è uno spogliatoio, dico, sano e soprattutto maturo. C'è un tema però, lei mi insegna, che è un uomo di calcio, che i risultati poi creano l'armonia giusta.
e ad oggi il Benevento fuori casa si è dimostrato un'altra squadra. Sono sempre gli stessi uomini che scendono in campo, e quindi se fuori casa i risultati sono differenti, vuol dire che quel meccanismo di gioco fuori casa non ti dà i frutti previsti, e devi essere capace di cambiare e non essere integralista, perché quando tu non sai cambiare vuol dire che in quel momento quella rosa a disposizione che hai non la stai facendo fruttare. Non la sfrutti. Ma io ho visto il Benevento ieri, comunque le dico che non mi è dispiaciuto per nulla, in quanto per me ha cambiato modo di gioco in certi momenti della gara, come gli ultimi quarto d'ora, ha messo 4 attaccanti fissi là davanti. Sì, quando ha messo della morte. Benissimo. Si è messo con un 4-2-3-1, veramente ha fatto quello che si diciamo che poi si allineavano, gli attaccanti si allineavano, perché giusto, Mignani e Tumminello, però la partita, lei mi insegna, no mister, la partita, 2 parate hanno fatto i portieri, uno l'ha fatta Vannucchi su Forte, un altro Dini su Tumminello. Benissimo. Dopodiché era una partita molto combattuta nella zona nevralgica del campo, e lì nella zona nevralgica del campo, con il Benevento che ha dei buoni palleggiatori, se vedi che in orizzontale non sfondi, perché il massimo ottenuto sono dei corner, devi avere il coraggio di giocare in verticale. E per giocare in verticale dovevi mettere 2 punte pure subito. Certo. Ma io credo che abbia iniziato, guardi, io se l'analizzo dall'inizio, infatti Piero era con me in tribuna e dico aspetta, ma si sta schierando con un 4-2-4 in qualche maniera, quando nel possesso palla era così, quindi difatti sia Casasola che Donnarumma hanno avuto poche possibilità di inserirsi, se non in casi eccezionali. Ecco perché dico, lei magari sta dicendo che non cambia modulo, non cambia uomini, non so di cosa, però dico, io l'ho visto ieri nell'arco, Gaetano Udere siamo amici tra virgolette, forse lo sto difendendo troppo, ma io l'ho visto ieri realmente un buon Benevento, una squadra sistemata bene in campo, e poi magari il giocatore in campo entra in confusione perché sarà stanchezza, sarà stato il caldo, ma non l'ho vista così disastrosa il Benevento. No. Ma infatti il Benevento, allora, anche sempre è un mio parere, mister. Certo, stiamo discutendo. Il Benevento è la migliore squadra che esprime il gioco in questa categoria, secondo il mio modesto punto di vista, ok? Come gioco, parlo anche come circolazione di palla, e come ci vuole la verticalità e l'orizzontalità che sa dare, non nel dettare con il fraseggio a centrocampo. Spesso e volentieri fraseggiavano Prisco e Maida proprio per cercare di far salire su qualche o il difensore, il centrocampista, per fare l'imbucata. Perfetto. Qualche volta ci è riuscito comunque. C'è riuscito come il Benevento. Quando hanno cercato il calcio di rigore, poi non avendo la moviola, non so se ci fosse o non ci fosse il calcio di rigore per il Benevento, però quella è stata una gran bella giocata che hanno fatto. Sì, un bel numero, però come è riuscito nella verticalità, non nell'orizzontalità. Giocando in verticale, ha ragione, giocando in verticale. Anche allora, perché se vedi che sull'orizzontalità lei mi insegna, trovi che la difesa del Crotone, tutte le palle alte le spiccava tutte loro, no? Il massimo che ti hanno concesso sono i corner. Gioca palla a terra, perché secondo me con la palla a terra trova molte difficoltà di più il Catania, avendo delle persone abbastanza alte, grosse, quindi c'è la fisicità, quindi sulla rapidità possono andare in difficoltà, e quindi devi giocare in verticale. Io non dico che Oteri, io non sto dicendo che Oteri, chi mi conosce, l'ho sempre detto, è il migliore a preparare le partite, secondo il mio modesto punto di vista. D'accordo, ma qualche settimana fa si parlava a Benevento di una Uteri che è messo in discussione. Giovanni, non è vero nulla, circolano le voci tanto per farle circolare, perché poi bisogna anche scrivere articoli, no? Sai bene come funziona il calcio. Però c'è una cosa, i risultati fuori casa non sono soddisfacenti per la rosa che ha il Benevento. Questo lo dico da tifoso del Benevento, e lo dico anche perché vivo quotidianamente in una piazza dove, tra virgolette, non siamo Catania, ma siamo una piazza, per numeri dico io, perché Benevento con tutta la provincia fa 260.000 abitanti, solamente la città di Catania ne fa 400.000, però va da sé
che conosciamo bene quello che è il calcio, conosciamo bene quelli che poi sono meccanismi legati ad un ambiente che si vede che fuori casa è un'altra squadra, un atteggiamento non degli uomini, perché l'atteggiamento c'è sempre, la maglietta si suda sempre, però c'è qualcosa come tattica che va cambiata, perché fuori casa non porta frutti, punto. Probabilmente lo capirà presto Gaetano, dai. Sì, sono i numeri, mister. I numeri dicono che in casa su 5 partite hai fatto 5 vittorie, fuori casa, diciamo in casa hai incontrato comunque squadre all'Atalanta, la Casertana, il Trapani, l'Altamura, il Potenza. Non è che dice fuori casa hai incontrato squadre più deboli. Fuori casa abbiamo buttato 2 punti a Picerno, 0-2, 2-2. Per non sistemare un centrocampo a 3, dico io. A Latina abbiamo perso, perché a Latina abbiamo fatto la stessa partita di Catania. L'ho vista quella partita lì. 68% di possesso, ma 68%. Ok? Abbiamo perso 1-0. A Casarano siamo stati sfortunati con un autogol. Poi dopodiché a Catania abbiamo perso e poi ci sono state 2 vittorie, Crotone e Siracusa. I numeri dicono che fuori casa il Benevento su 18 punti disponibili ne raccoglie 7. Troppo poco, certo, per una troppo squadra poco. Che vuole vincere il campionato. Peppe, io ti volevo dire una cosa. L'altra sera quando ci siamo visti eravamo fuori a cena e io cosa ti ho detto? Che secondo me sono 2 squadre che io li considero quasi uguali, non nel modo di giocare, ma per come sono state, per come valori, esatto. Io ti ho detto chi la sblocca la vince, ti ricordi? E ti ho detto può essere proprio anche solo un episodio. Bravo, come ne parlammo, dico sono partite che possono finire 0-0 oppure 1-0 o 0-1, perché sono partite molto combattute nelle zone nevralgiche, ancora di più sono partite, diciamocelo con tutta chiarezza, che in quel momento ognuno prova a dare il massimo per non perdere, quindi anche un pareggio, io come ti dissi, guarda, per me anche un pareggio, per come può nascere la partita, può finire, perché sono 2 squadre che si incontrano con valori alti che hanno in campo. Certo, ma al di là di questo, Peppe, c'è il discorso che alla fine, vedi, appunto, magari non diventa una partita spettacolare, piena di azioni da gol e cose varie, ma poi appunto si racchiude tutto là, un episodio determina la partita, magari certe volte non la vince proprio chi magari la merita di vincere. Sì, ma guarda, è inutile che tu lo sai, io sono molto obiettivo. Cioè la supremazia del Catania non c'è stata come c'è stata contro la Salernitana. Però c'è stata la forza. Ce lo possiamo dire, no? Perché penso che con la Salernitana, una volta che l'ha sbloccato la partita, comunque è andato in difficoltà, ha preso il 2-0 e Catania poi ha avuto altre 2 o 3 occasioni da gol. Con il Benevento questo non è accaduto, cioè state lì, l'avete vista anche voi la partita. Certo, loro poi si hanno presi alti, ci hanno pressato un po' nella nostra metà campo. Anzi, il buon toscano corre anche ai ripari, no? Perché Oteri comunque mette in campo, logicamente cercando di arginare il centrocampo, potendo giocare, secondo me sbagliando, perché doveva giocare più la palla lunga arrivato a un certo punto, secondo il mio modesto punto di vista, perché in questa categoria spesso e volentieri che si parla del bel gioco, in questa categoria che ha vinto il campionato, e io parlo degli ultimi 2, Juve Stabia Avellini, il bel gioco non l'hanno mai fatto. Assolutamente sono d'accordissimo. Contano i punti. Assolutamente sì. Ok Peppe. Ragazzi, io vi abbraccio, vi voglio bene e un saluto affettuoso e caloroso a tutta Catania. Grazie Peppe. Per il proseguo del campionato. Peppe, mi auguro che tu vai in Serie B con i playoff, però non lo so se l'anno prossimo sarai ancora in questa categoria. Amen. L'unica cosa che ti dico che hai colpito Salvemini e forse fa la stregoneria dello Zio Piero colpisce sta 3 settimane ferme. Okay. Però una cosa ve la voglio chiedere, il rigore per il Catania c'era? Era sul primo fallo. C'è stato il fallo prima e poi dopo c'era il rigore, però c'è stato il fuorigioco. Sono stati 3 falli. L'atterramento di Gherardi
il tocco di mani di adesso non mi ricordo di chi, e poi il fallo su Cicerelli. Non so cosa abbia valutato l'arbitro. Toscano gli ha detto dal campo si vedeva il primo sì, e hanno visto il primo fallo. L'ha rivisto più volte e non hanno capito qual è stato il rigore, Allora, perché lui si è rivisto fino al primo tocco di mani. Ferdinando, su Cicerelli il fallo non c'è. E forse avrà valutato il tocco di mani o l'atterramento di Ierardi. Nell'azione il primo tocco, quindi... Perché Ierardi viene placcato in area di rigore, se lo vedi poi cade, però... No, perché l'immagine che ho visto agli highlights, io lo sai, io stavo lì, quindi nel campo, però dagli highlights, le immagini che hanno mandato, ora ho visto gli highlights, le immagini mandate fanno vedere il contatto su Cicerelli, ma non c'è. Non era su Cicerelli, era il primo contatto, era il primo in assoluto. Non lo so, se andiamo a contestare questo non ci serve più. No, ascoltami. Era pure curiosità, credo. Credo che purtroppo se noi analizziamo dalla Serie A fin quando c'è il VAR non si sta capendo più nulla, quindi accantoniamo questo discorso perché è ridicolo a tutti i livelli. Non parlo per il Benevento, ma assolutamente. Oggi è contro, domani sarà a favore, magari. È così. Appunto, quindi... le immagini che ho visto sugli highlights, dico, ma che rigore ha fatto? Però sai, ti dico una cosa, Peppe, quest'anno il VAR il Lega Pro sta aiutando tanto, mister, perché quest'ora, guarda, oggi se io a favore, domani ma a prescindere, però diciamo... voglio dire, secondo me quest'anno sta aiutando. Io te l'ho detto dal primo giorno che è uno strumento utile. Per me sì, perché quest'ora ieri non stavamo parlando di una vittoria. Questo sì. No, ma è uno strumento utile a prescindere, non è che devi parlare della vittoria del Catania. Lo so, a prescindere in base anche alla fase di gioco e tutto. Il fallo di rigore su Rolfini, se non veniva valutato il fuorigioco, lo dava, no? Sì, allora quello su Rolfini, cioè non è valutato, là è fuorigioco. È fuorigioco e l'annulla, annulla diciamo quell'azione. Lo vanno a vedere quello là perché segnaline che hanno il fuorigioco, ma se il fuorigioco non c'è il rigore. Però invece il fuorigioco c'era perché è stato chiamato, poi l'hanno visionato ed era fuorigioco. Quindi è uno strumento che aiuta, perché in quel momento se il segnalista aveva sbagliato a segnalare il fuorigioco, lì era rigore netto. Peppe, noi dovremmo chiudere, però ti dico una cosa, è uno strumento che bisogna utilizzarlo bene, se no è uno strumento che ti fa bene e ti fa male, ma molto male, perché sono convinto che il Benevento è andato via ancora pensando che non fosse calcio di rigore. E come ho detto poco fa, oggi è contro, domani sarà a favore, e chi subisce questi torti diventa duro da digerire. Ieri si è visto per la prima volta un arbitro che cambia la sua decisione. È giusto però ammettere anche in questi contesti. Anche a Casarano, a Benevento ci ha assegnato, l'arbitro ha assegnato il rigore, il VAR ce l'ha tolto. Volevo chiudere con questo, parlando appunto di strumenti. Noi parlavamo con Beppe di questo, no? Che a volte i social vengono usati male. Noi l'abbiamo usato bene e abbiamo avuto l'opportunità di conoscere una persona squisita come Peppe Anzalone. Bravo. Peppe, noi ti salutiamo, un abbraccio e a presto. Vi voglio bene, buona Ci sentiamo, Peppe, mi devi scusare per le mie doti naturali, però purtroppo. Tranquillo, un abbraccio a voi tutti. Ciao, ci vediamo bene. Ciao. Buona serata, grazie. Ciao ragazzi, purtroppo noi siamo arrivati in chiusura, quindi andiamo con i salutini. Mister, noi ci vediamo lunedì prossimo, continuiamo con il trend. Chiamiamolo trend. E voi quando? Cosa? Voi quando vi vedete, dico, venerdì prima della gara? Noi torneremo venerdì, perché poi gioca di sera, noi alle 8:30 gioca, noi saremo in diretta sempre dalle 7 alle 8. Analizziamo il pre-gara. Esatto, ci prepariamo, psicologia. Vedrai ragazzi che alle 8:05 di solito mi tengono qui fino alle 8, ora sono le 8:06, no? In quel contesto noi dobbiamo chiudere. Alle 8:45 che dobbiamo andare a casa. Non abbiamo letto nessun messaggio. No. Io chiedo scusa a tutti i ragazzi che hanno scritto. Tanti messaggini e devo dire, aspetta che avvicino il telefono perché raga, abbiate pazienza. Diciamo che sono arrivati tantissimi messaggini per quanto riguarda anche la partita, perché oggi è stato tutto centrato su questa e molti considerano che comunque il Benevento viene considerato molto più forte della Salernitana. Ed è vero, perché secondo me in campo, tra vedere la partita Catania-Salernitana e vedere Catania-Benevento,
è stata molto più È stata la differenza. quella contro il Benevento che quella contro la Salernitana. Infatti quasi tutti condividono proprio questo pensiero. E poi insomma noi li ringraziamo perché hanno condiviso i discorsi che voi facevate, sono stati tutti presenti e questa è una cosa molto bella. Sicuramente venerdì ritorneremo a dare più spazio anche a loro. Venerdì faremo i pronostici. Esatto. Belli caldi. Sempre. Esatto. Andiamo con i salutini? Sì. Ok. Quindi ragazzi, salutiamo tutti da qua, non lo vedo. un saluto a tutti Rullo, un saluto a In tutti. telecamera, al microfono, abbiamo Allora, il canale 96, un saluto abbiamo a 137, tutti. abbiamo il DAB, non è solo TikTok. Allora, un saluto a tutti i radiospettatori, Bravo, radio telespettatori, chi ci ha seguito in macchina, chi ci ha seguito a casa e chi ci ha seguito nei social. Esatto, perché oltre che TikTok abbiamo anche Facebook, insomma siamo mondiali, ragazzi, ci possono seguire da tutto il mondo, da tutto il mondo. Anche francese, guarda qua. Ok, buona world. serata ragazzi. Va bene, grazie. ragazzi, buonasera a tutti. E Ciao a tutti e sempre alla Forza prossima, Catania. sempre Forza Catania. Ragazzi, la programmazione come sempre riparte domani mattino alle ore 10 e noi ci sentiamo nel pomeriggio alle ore 17 e Sotto il cielo rosso-azzurro invece ritornerà venerdì alle ore 19 super puntuali. Grazie a tutti per esserci stati, un buon proseguimento di serata, al domani, ciao.